C'era una volta l'amicizia che nasce tra vicini, entrambi soli diventati vecchi insieme. C'è una storia che arriva da Abano Terme e ti permette di toccare con mano quella solidarietà che il coronavirus, tra tante sofferenze, ci ha regalato. Ed è così che in comune, pochi giorni fa, è arrivata la telefonata di una cittadina che chiedeva aiuto per il suo vicino che non riusciva a prenotare il vaccino sul portale della regione. Alla richiesta dei dati, ecco la risposta. Io ho 83 anni, ecco il suo vicino di casa e dice è del 1922, quindi il prossimo anno avrà 100 anni e vuole assolutamente vaccinarsi. A questo punto è evidente che ci ha fatto anche un po' di tenerezza, perché vedere due persone che vivono da sole aiutarsi e cercare in tutti i modi di vaccinarsi vuol dire anche una grande voglia di vivere che ci viene trasmessa soprattutto, ed è questo il bel rapporto che siamo riusciti a instaurare e che ci lascia anche tanta speranza per il futuro. Ad Abano il comune ha messo a disposizione un numero di telefono per le prenotazioni dei vaccini per le persone anziane e sole, già una quarantina quelle aiutate. L'uomo che ha chiesto aiuto grazie alla vicina è stato anche accompagnato in fiera a Padova perché non aveva mezzi e la prima dose l'ha fatta martedì. Voglia di vivere, solidarietà e istituzioni che riescono a sostenere la solitudine. Ho scoperto in questo anno molta solidarietà, molto volontariato, molte associazioni e persone che hanno messo il loro tempo a disposizione di chi vive da solo, di chi ha più difficoltà, e riscoprire questo senso civico di cittadinanza attiva è una scoperta di un tesoro. Fiero il sindaco dei suoi cittadini, dei due anziani che hanno chiesto aiuto, di chi ha risposto all'appello, accorgersi dei bisogni dell'altro, un piccolo gesto che migliora l'esistenza di ognuno di noi.